3, 2, 1. Siusi e Patrizio News. Dai, come l'abbiamo imparata. Cioè, la perché? diciamo con una certa naturalezza. Ma sì, anche con tranquillità, anche perché Sì. dobbiamo parlare di una cosa molto bella. Sì, questa è una Dove cosa ci molto sarò bella. anch'io. Milo ricorda Franco Battiato dal Che 16 bello. al 18 maggio. Dai, è bello, è bello. Intanto a Milo, che è un posto meraviglioso. Provincia di Catania siamo. Sì, è ovviamente. meraviglioso. E lui stava lì, abitava lì e c'è la sua casa. Sì. E quindi dedicano questo momento per ricordarlo e per In questo modo raccontarci Milo ancora diventa la storia di Battiato. Milo diventa in pratica un borgo mistico in questa occasione. Vabbè, l'iniziativa si chiama No Time, No Space, il riferimento. Bellissima quella. Ed è un incontro sull'opera, l'arte e la ricerca di Franco Battiato. E il festival naturalmente celebra la sua eredità attraverso delle performance, attraverso dei gesti Sì, degli teatrali incontri anche. e anche mistico esperienziali, li definisce. Sì. Ecco, a questo proposito, tu sai cosa vuol dire? Beh sì, e poi soprattutto, vabbè, io starò lì e quindi ci vedremo lì e racconteremo tante cose, farò vedere questo dietro le quinte che io ho realizzato con Franco quando siamo andati a Kathmandu, ma non quando siamo andati a Kathmandu io e te No, e no, tutto il gruppo. un'altra volta. Un'altra volta quando appunto lui mi ha detto vado a Kathmandu a fare un'indagine, un'inchiesta sul bardo, cioè sul passaggio fra vita e morte. Vi siete mai chiesti cosa succede? Ebbene, i monaci Sì. tibetani se lo sono chiesti e lui andava a fare questa cosa, io ho detto vengo anch'io a fare dietro. Immagino lui. Beh, ti immagini. E ho detto sì, dai, siamo andati, è stato molto bello anche perché, vabbè, insomma, sono una fan e quindi no, non si dice fan con Battiato e quindi niente, mi ha raccontato, abbiamo scoperto tante cose, abbiamo intervistato questi lama tibetani e questo è un pezzetto del filmato che si vedrà a Milo e insomma, e poi vedete anche voi, potete vedere anche voi su Per Caso TV. Ecco. Sono a Kathmandu, al tempio di Swayambunat, detto il tempio delle scimmie. Con me Franco Battiato, che è venuto a girare l'intervista ai lama tibetani sul tema del bardo, il passaggio fra la vita e la morte. È meraviglioso essere qui ed era necessario venire a Kathmandu a incontrare questi monaci lama tibetani che sembrano sappiano molto sull'argomento. Persone che vogliono prepararsi al passaggio, perché la meditazione è un impegno, è un lavoro. Dovevamo venire, vero? Era necessario. Incredibilmente è così. Perché bisogna poi viaggiare per andare a incontrare uomini straordinari, o no? Beh, questi tibetani sono molto forti, sappiamo già. È vero. Posso chiederti la tua sensazione? Cioè cosa hai imparato, cosa hai percepito? Conferme che, devo dire che alcuni hanno descritto al dettaglio certe cose che non sono neanche mai state dette sui loro libri. Quindi già questo è prezioso. È preziosissimo. Veramente. E poi mi auguro che questo documentario vada in mani giuste. Venga visto da persone giuste. Quello è la conseguenza. Senti, a me ha dato questa sensazione che è una sensazione molto consolante, consolatoria se vuoi, ma non consolatoria così, no? E che Tanto è il per fatto, dire. esatto, che è il fatto che noi abbiamo parlato della fine, no? Della fine che abbiamo capito che è un inizio. Cioè, un passaggio, un'esperienza meravigliosa che tocca a tutti, ma che quindi è un'esperienza stupefacente, no? È divertente l'intervento di Cancer di questo lama tibetano reincarnato cosiddetto, che ti ricordi che ha detto praticamente un bambino nasce piangendo e tutti gli altri ridono, esatto. Poi muore qualcuno e tutti gli altri piangono quando dovrebbero invece divertirsi per il passaggio. È chiaro però, e bisogna dirlo subito, che non tutte le persone hanno buoni passaggi, dipende dalla vita che hanno condotto. E questo è una legge matematica. Questo è strang, no? Non possiamo farci niente neanche. Non ci si può fare niente, vediamo di fare qualche cosa per essere migliori, insomma, dai, no?
io voglio dire, ti seguo, sono la tua fan, ma non è fan, non bisogna dire fan, Per bisogna carità, dire cosa bisogna siamo dire immuni comunque. da queste cose. Però ecco, diciamo ti seguo, no? Ti seguo da sempre e ti ho visto bello arrabbiato, mi piacevi anche All'inizio degli arrabbiato. anni 70, quando sì, facevo quella musica violentissima. Esatto. Sì, hai E ragione. poi la tua evoluzione come essere umano è sorprendente e meravigliosa. Io posso confermare, in viaggio con te è stato veramente È un'amica. È bellissimo, ma è vero. E quindi tu la vivi questo, l'hai vissuto questo. L'ho vissuta sì, perché l'ho voluta. Anche tu sei nelle stesse condizioni, cioè quando uno capisce che non si può sopportare qualcuno che dice io sono fatto così, no. Se tu sai che sei uno stronzo, diciamo così, devi cambiarti, no? È vero. Inutile dire io sono fatto così, non basta. Non basta, quindi evolviamo. Prima ho visto le scimmie, le ho salutate, però poi mi sono anche detta, beh insomma, no? Non siamo scimmie. No. Ne veniamo dalle Ne scimmie. veniamo dalle Né scimmie. loro sono scimmie realmente. E quindi bellissima esperienza e speriamo che questo documentario sia visto dappertutto. Cercheremo di far così. E che aiuti al passaggio. Diciamo anche il titolo che non l'abbiamo ancora detto, Attraversando il Bardo. Fantastico. Salut che les bello. copains. che bella parola. Dai, molto carino, molto bello. C'è Se- da domandarsi, ci stai sì. preparando? Ci penso spesso. Bisogna purtroppo. sempre prepararsi. No, ma posso dire una cosa, ma il maestro non si offende, No, eh? che del tuo filmato si capiva tutto. Il filmato invece di Battiato era molto criptico, molto difficile. Io l'ho visto, ma sono rimasto un po' così. Beh no, Ma tu hai intervistato tante persone, sì, ma tanti il tema- studiosi su questo tema. Vabbè, andiamo avanti, Ma cambiamo. devi prepararti, Una- ma devi studiare, ma Perché insomma, dici che se non succederà? se non questo cosa? Cioè, se non questo cosa? No, ma ci sono tante cose interessanti. Per esempio? Per esempio, dal 14 al 17 maggio, Livorno ospita la prima edizione della Biennale del Mare e dell'Acqua. Il tema è meraviglioso. Si parla ovviamente di ambiente, ma anche di economia blu, delle innovazioni tecnologiche legate al mare. Ci sono una serie di incontri, esposizioni, Bello, attività per il bellissimo. grande pubblico e si parla di comunità costiere. Quindi molto interessante. 14-17 maggio, Livorno. E poi c'è una cosa molto interessante, una statistica che arriva da Olidu, Olidu. che appunto fanno tutte queste statistiche. È molto importante perché ci racconta quali siano i luoghi migliori per le lavoratrici nomadi, che non sarebbero le nomadi dell'Asia, ma insomma, ma quelle le nomadi digitali, cioè quelle che lavorano a casa, che però vogliono avere un luogo sicuro, tranquillo, camminare per strada senza tante storie, eccetera, eccetera. Insomma, lavorando da remoto. Insomma, Venezia si piazza al primo posto. Dai, in Europa. che bella notizia! Vedi? Tu che non sei una lavoratrice, No, ma sei un lavoratore. Però sono andato a Venezia E ci stai. come nomade digitale. Esatto. E sto benissimo. Il 78% delle donne si sentono più sicure per camminare da sole, perché Certo. Venezia è anche un posto molto romantico e quindi Sì. uno anche tu sei molto romantico e allora uno si sente molto Soprattutto, romantico. scusa, voglio vedere fare uno scippo a Venezia, dove scappi? È Cosa difficile. lo fai in barca direttamente dalla cosa? È quindi- difficile. Eh. Poi seguono Valencia, Sì. Porto, con il Portogallo che emerge come paese più rappresentato, con ben 5 città tra le prime 20. Quindi, cavolo, Portogallo è sicuro, tranquillo, per le lavoratrici benissimo. Vabbè. Altre città in testa, la graduatoria sono Fiume, in Croazia e i Paesi Bassi, l'Aia e comunque la Vabbè. prima città è Venezia. Abbiamo dai. capito, ma la cosa più importante è che se è sicuro per le lavoratrici è sicuro anche per i voi. lavoratori. Quindi va bene per tutti. Dai, dobbiamo salutare che abbiamo finito. Abbiamo finito. Alla prossima. Abbiamo finito? Abbiamo finito. Abbiamo finito, perché tu lo dici 3 volte. Vabbè, abbiamo finito. Ciao.